Anche a Montagnana le scosse di terremoto partite dall'Emilia-Romagna hanno procurato dei danni. Ce ne ha parlato al telefono il sindaco Loredana Borghesan. A seguito del terremoto avvertito in modo importante nella notte della domenica alle ore 4, anche Montagnana purtroppo ha subito dei danni anche di rilievo. Abbiamo dovuto far intervenire i vigili del fuoco di Este per fare una verifica sulla torre campanaria della ex chiesa San Benedetto, dove è stata rilevata un quadro fessurativo tale da compromettere la staticità della struttura e dovendo pertanto inibire la viabilità parziale di via San Benedetto e l'accesso ad alcune aule della scuola adiacente fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Altro intervento è stato sempre in piazza Montagnana presso il Duomo, dove è stata fatta una verifica accurata su pinacoli e muratura, dove è stato evidenziato anche qua un dissesto tale da compromettere la staticità, pertanto anche qua transennato e anche qua individuato la necessità di un ripristino della struttura stessa. Poi abbiamo avuto anche altri danni sul palazzo di Cassa Risparmio, sono stati demoliti, anche se magari solo parzialmente, i due camini sul Palazzo Giusti del Giardino di via Borgognano. Sono caduti in quell'occasione invece i due pinacoli decorativi in pietra tenera, pertanto sì, abbiamo avuto dei danni abbastanza importanti, danni che portano disagio sicuramente alla viabilità del centro storico, danni anche di natura economica. Auspichiamo che la Regione Veneto possa intervenire anche in questa situazione, già in un momento di difficoltà anche questo sicuramente va ad aggravare ulteriormente il quanto. Sono state fatte delle verifiche già nella giornata di domenica alle strutture scolastiche, alle scuole di nostra competenza, dove non sono state rilevate lesioni di nessun tipo e dove pertanto lunedì mattina già gli alunni hanno potuto riprendere le lezioni senza portare pertanto disagio alle famiglie con la chiusura o quant'altro. Ecco, questa è stata un po' la situazione su Montagnana.